Sa Guardia de Finanza de su gruppo de Terranova cata sequestrau belle 7.000 articulos chi in sa marca Richmond Frassa e non che los ha sequestraus a sorvendidores e chi andano a rundanos in sasi spiaggias, ma in una butteca de Porto Cervo. Sor militares a pustir de indagines approfondias e in su tempus fatta in collaborazione con s'azienda Mere de sa marca hanno cassà una butteca in sa località de turistica vamada de Porto Cervo chi vendia tappinzos e atteru de sa marca inventata da stilista inglese a saccabu de sos annos 90. Sor finanzieri si cana sequestrau dunque arbelle 7.000 articoli e sos controllos han averguau chi sa merce aiat un montone de vartasa. No aiat as etichettas chi in su locu de produzione, su materiale, tutto su restu previdiu prolezze, aiat a buttone scherza sa marca e bivini pinzos chi in etichetta de marcar differentese. A sa mere de sa butteca una femmina de 46 annos de su Trentino l'hanno denunziata sa autorità giudiziaria de tempio pro reatos ligaus a sa vendita de merce frassa. Sa Guardia de Finanza precisata chi s'operazione est in s'ambitu de sas attividades contra s'abusivismo commerciale a sa vendita de merce frassa mandadas a dennantisi de su comando provinciale de Tattari. In questas oras, sa Commissione Sanidade di su Cussizzu regionale di adè per dare su via libera definitiva sa riforma de sa rete ospedaliera sarda. In sardi escoladas est arribau su parre negativu de su Cussizzu de sa autonomia locale che ha fatto parizzas criticas a custa assentu che scaionande polemicas e dudas, mescamente in cussos territorios che si intendene penalizzaos. Unu parre cussu de su calchi di a poder mudare si diano accettare una scantar modificas. E proprio supra sa bozzadura de su cal intervenitis assessore a sa sanidade Luigi Arru che ha scritto una lettera su presidente su sindico de Nugor Andrea Suddu. Sa discussione su confronto su un usale della democrazia ma a ripetere totus'ora che questa giunta fa che una programmazione pezzi supra calcolo de ragionieri che senza dare cara a sos territorios bisonzosos e a sa sanidade pubblica arriscata de spuntoriare sas comunidades contra sas istituziones, iscrive Tarru, pedinde Andrea Suddu de recuperare pari su un confronto leale, riconoscendo su valore de sa paragola dada e traballande parisi pro sa Sardegna. Sapuna de sa Commissione Sanidade parete cussa de mantenere s'assentu deciso a pustir desaccordo fatto intre sos partidos de maggioranza. Dunque a terrar modificas si podene presentare che in sos emendamentos o chi hanno a presentare in aula sos cussizzeri sos gruppos politicos. Sa giunta regionale che retancare cantu prima vinza scasa riforme si sta davanti in su 2 mezze bindi che Gallo è sta approvare e in sintesi spesa e si chinda a crescere. A pustir desapprovazione in Commissione Sanidade e poter dare pezzi che in sorvottor desa maggioranza su testo a andare in aula prosa approvazione definitiva. In sa questione de su licenziamento de sos chimbandotto dipendentes de Ottana Polimeri, su trascrittus 8 de agosto in sinteri chi s'allittera fino a ribanda sos interessaus interveniti Daniela Vorma, cussizzera regionale de su PD. Premissu chi so accostazzu de sos traballadores e chi appa garantire in pinnu meu pro accattare sa manera de firmare su disaccatto chi sun connoschende Ottane sa Sardegna de mesu, nata Daniela Vorma, non potova che era manco de sottolineare una scantas cosas a paco curretta spostas a verbale in sa sede de sa Confindustria 8 de agosto. Secondo Daniela Vorma, declarare chi sa sociedade Ottana Polimeri SRL de preparare fronte a un esubero de 58 dipendentese, considerando che totus os impinnos politicos picauso a livello differentese non sono istor de profettu, pare una maniera de gettare saneche de custo disaccatto aziendale a sa politica e a sa istituzione locale, regionale e nazionale. Custi scusa risulta ta avrassa rispetto a su traballo vatto da sa politica e de su cale su gruppo civati a sempre godio e dunque di adeppere riconoscere. Un riconoscimento con cui sa cussizzera regionale chi deppete a su manco pro rispetto de tutto cussas aziendas che traballano in sa Sardegna de mesu che non hanno mai a più su matessi trattamento de sa politica e de sa istituzioni e chi si china apoderare di pro die garantinde sa produzione su traballo in un territorio ove sa crisi espane vittiano. Su presente e su venidore di su consorzio de pubblica lettura bustiano usatta e stistaus argomento di su dibattito pubblico per colpa di chi, biblioteca satta, investimenti pubblici e strategie del territorio, promovio da su PD de Nugor e fatti in sa biblioteca satta, un'istituzione culturale che de prude decanos est in crisi e non si vi è mezzoru, una derrutta cominciata che in sa abrogazione de sas comunidades montanas e accabada che in sa riforma de sas provincias, prima aboliasi a posti storradas a bida, ma che in sa prussas competenzias culturales.
Manco la legge regionale 2 del 2016, che per tocca s'assentu des enti locali in Sardegna permette di risolvere la questione mancari l'appana emendata. A suo dibattito, che si podia seguire in diretta in Facebook grazie a emittente nostra, ha piccao parte Gianmario De Muro, costituzionalista e ex assessore regionale a Riformasa, Giancarlo Marcialis, dipendente della biblioteca, Sebastian Koch, assessore comunale a Cultura, Roberto De Riu, consigliere regionale PD, Giuseppe De Sena, assessore regionale a Sorbenes Culturales e Costantino Tido, amministratore straordinario della provincia di Nugoro, Francesco Manca, segretario di UPD di Nugoro, ha coordinato straballoso. Sono rappresentanti delle istituzioni che entrano in sa gestione della biblioteca Satta, hanno crariusa posizioni soro. Totus hanno dato disponibilità di traballare animo e pare pro dare un venidore a sa biblioteca Satta, finza spessando a sa presentazione ufficiale della candidatura di Nugoro a capitale italiana della cultura 2020. Pro chi non è potuto andare a sicchire su dibattito a biblioteca, la tapò di sicchire tutto in tregu crasas a 9-0 in semittente nostra. Sì, chi ti sa contierra entre regione e governo prosisseperos in materia urbanistica post desimpugnazione della legge regionale. S'assessore a urbanistica Cristiano Enriu pedito un confronto democratico e risponde a sa sutta segretari Ilaria Borletti apprettando un dibattito supra sul fattoso e non supra su pregiudizio de pretesa cementificazione. Apprezziamo che sa Borletti ha patazzettato la richiesta del suo presidente Piglia ruvata su presidente Gentiloni de tornare su preso argomento in maniera differente, nata Enriu. Inoltre si va vedata de interpretazione diversa e noi spessammo su chi cussa data da esistadu commo sia tapacco coerente che in sosattos o de su MIBACT che governano las attività de redazione de sos pianos paesaggisticos in prusu de meda sentenzias a desa Corte Costituzionale che ha riconosciuto che sos impreur civicos non corrispondente spruso a sorvalores paesaggisticos non podene bloccare s'impreu pro forma novas e prus attualer de interesse collettivo. E riu si chitinande chi si stadu ha sempre evitau de si pronunziare in sas quistiones erdilicas a desos impreur civicos censurandes a norma nostras fattas in concordia chi in su MIBACT e chi s'applicavano in situazioni particolari e via. Sa regione ammentata as assessore Riu estisettande da su 2019 de poter definire un processo di pianificazione compartia che permittata de valutare sas esigenze de tutela.